Una tragedia che ha spezzato una giovane vita e lasciato sotto shock un'intera comunità. È morto a 24 anni Niccolò Camon di Borgo San Marco di Montagnana, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Sauncella. Erano circa le 18:30 quando la Lancia Y, guidata dal giovane e una Renault condotta da un uomo di 54 anni, si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto la vettura di Camon si è ribaltata. Per lui, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. Ferito, ma in modo lieve, l'altro automobilista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il SUEM 118, l'elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Este. Sono proprio i militari a dover chiarire la dinamica e le cause dello schianto. Niccolò lavorava a Vicenza ed era laureato in scienze della comunicazione a Ferrara, ma la sua grande passione era il calcio. Difensore centrale, aveva appena iniziato una nuova esperienza con il nuovo Ponzo Ospedaletto. Un ragazzo splendido, dal lato calcistico io da presidente era da 2 anni che cercavamo di farlo venire sul nuovo Ponzo Ospedaletto, perché calcisticamente non c'è nessun dubbio del ragazzo. Umanamente è un ragazzo splendido, mi sento di dire intelligente e soprattutto umano. Una morte che ha sconvolto compagni, società e un'intera comunità, proprio mentre Niccolò guardava al futuro e aveva ancora tanti obiettivi da raggiungere.